Eccoci. Signore e signori, è qui a Villa Italia Piera Gabrieli. Che cosa sarebbe di questo tempo se fosse nel futuro? Piera Gabrieli, dopo anni di studi teologici nel campo della moda, ha iniziato la sua attività di modellista e stilista per le aziende tessili nel 1981. Nel 1990 progetta e crea collezioni di alta moda, campionari, pronto per grandi brand e industrie. La sua esperienza si allarga nella vestibilità di un capo, dallo schizzo al cartamodello, dallo sviluppo alla produzione per arrivare alla confezione. Le sue creazioni vendute oltre in Italia, Bosnia, Inghilterra, in Arabia, in Turchia, in Giappone e in tantissimi altri paesi europei. L'idea di realizzare le sue creazioni nel 2012. Il marchio porta il suo nome. Resta sempre principale la sua attività di progettazione industriale e realizzazione nei capi settoriali su misura. Piera Gabrieli quando noi ci ha presentato questa prima uscita in stile vittoriano, e direi di... Io volevo fare un paio di domande a Piera, se posso. Posso? Qua il microfono.
Tipo, io so che nel 2017 c'è un ritorno di questo stile qua, Vittoriano, lei mi conferma? Beh, necessariamente io lo faccio perché mi piace, dopo che ci sia uno stile che ritornerà nel 2017. E qua serve un altro applauso allora, perché la passione e l'arte del fashion design di Piera Gabrieli la dice tutta. Lei lo fa per passione, lei si ispira alla natura, vero? Sì, alla natura, agli animali e tutto quello che ci circonda. Benissimo, allora dopo questa prima uscita io direi di ringraziarla ancora. Signori, Piera Gabrieli. Prego. Perfetto, questa sera appunto si chiama Villa Italia Fashion Night perché si parla di spettacolo a 360 gradi con le modelle che sfileranno con gli abiti di alta moda della fashion designer Manuela Soldati. Intanto io volevo ricordare che le serate della Fashion Lady, noi già la quarta o quinta volta che siamo qua a Villa Italia, anche d'estate, non solo nel periodo invernale, e vengono svolte un po' in tutto il Veneto e Friuli Venezia Giulia. Questa qui dovrebbe essere l'ultima sfilata del 2016. Comunque la serata di classe di questa sera l'abbiamo voluta appunto con 3 stilisti, perché qua bisogna, come dire, ringraziarli per essere qui con noi, perché si sono voluti mettere in gioco tra di loro, nel senso che non c'è concorrenza. Manuela Soldati è una stilista tra l'altro che ha girato tutto il mondo, infatti Manuela Soldati ha frequentato il centro scolastico delle industrie artistiche, Scuola d'Arti Applicate di Lugano, dove ha ottenuto il diploma federale di maturità professionale artistica e il certificato di capacità professionale nel settore del disegno tessile. Dal 2003 al 2007 ha conseguito il diploma di Fashion Design presso il College La Salle, Scuola internazionale di design in Canada. Il brand Soldati fu creato nel 2008 a Losanna, Svizzera, dove tuttora lavora come design e sarta. Nel 2009 è diventata membro della Camera Nazionale della Moda Svizzera, associazione che valorizza e promuove i designer svizzeri e la moda svizzera. Nel 2013 fu scelta per eseguire uno stage presso Eddie, designer olandese di fama internazionale. Il messaggio che il brand Soldati vorrebbe trasmettere è che una donna può essere raffinata e poetica anche se esce fuori dagli schemi tradizionali e che la provocazione può essere anche elegante. Manuela Soldati ha sfilato a Milano, Roma, Lugano, Sofia in Bulgaria e oggi è qui con noi in Villa Italia. Signore e signori, un grande applauso per Manuela Soldati.
Emanuela Soldati dalla Svizzera, è venuta apposta per voi dalla Svizzera, bijou, precisamente da Losanna. Da Losanna, quindi tu parli francese, tedesco, inglese, turco? Turco no, però tedesco, francese, inglese, italiano, spagnolo e un pochino di arabo. In Svizzera se non parli 4 lingue è così, guai. Guai. Ok, allora sono belle le modelle, vero? Vi piacciono? Sì o sì? Le congediamo per adesso, prego le ragazze, ancora un bel applauso, eccole qui, alcune delle quelle che avete visto erano 12 capi, vero? 16, ok, perfetto, vi lascio insieme a Claudia. Certo, una piccola curiosità, abbiamo visto che con questa tua collezione il messaggio che volevi dare è che comunque uscendo dagli schemi si può essere eleganti e raffinati allo stesso tempo. Come ti è nata questa idea? Allora, scusa che cambio discorso, volevo innanzitutto ringraziare Villa Italia Sporting che ci ospita, il signor Giulio Romi per la fantastica organizzazione, le modelle tutti quanti e soprattutto anche a tutti gli ospiti presenti perché è davvero simpatico che vous partagez, come dire, e vivete un po' con noi anche la nostra arte. Per tornare alla tua domanda, scusa, io sono sempre stata un po' l'artista esuberante della famiglia e mi piace la ribellione, mi piace proprio uscire dagli schemi, non essere come gli altri, fare magari delle cose un po' futuristiche, cercando di mischiare alcuni pezzi commerciali con altri che proprio non potrebbero mai essere portati la vita di tutti i giorni, perché il mio punto di vista, e dopo chiudo, è che un designer non deve creare solo per vendere, ma un designer deve anche creare cose che non sono mai state fatte, mai esistite prima. Bravissimo, un grande applauso. Grazie. Ultima cosa, progetti per il futuro, qualche idea che ci vuoi svelare, qualcosa che farai? Allora, quello che innanzitutto è un sogno per tutti noi creatori, artisti, musicisti del campo dell'arte è poter vivere della nostra passione, del nostro lavoro. Purtroppo è un campo professionale che non è facile, quindi io spero davvero di poter continuare a creare. E te lo meriti tutto perché sei bravissima, abbiamo visto delle cose stupende. Gentilissima. E è un'elegante provocazione. Ma infatti è qualcosa di veramente non si è mai visto, quindi è bello che una stilista riesce a riproporre cose nuove. Complimenti e un grande applauso ancora a Manuela Soldati. Grazie mille, grazie. E ora continuiamo con un altro momento moda, chiamiamo la volta dell'eleganza del fashion designer di Elena Melani. Elena Melani da sempre ha la passione e la creatività nel disegnare i vestiti, è sempre stata affascinata dalla maestria dei sarti, di realizzare qualcosa di meraviglioso da un semplice rettangolo di tessuto. Nel 2011, dopo 6 anni di studi specifici, apre il suo atelier dove realizza capi esclusivi dal bozzetto iniziale, passando per la modellistica e la confezione del capo su richiesta del cliente. Inoltre, ad ogni stagione crea delle collezioni che vende su ordinazione nella selezione Eccellenze artigiane made in Italy su Amazon negli Stati Uniti e la nuova piattaforma Yoast dedicata esclusivamente all'artigianalità in Europa. Nel corso degli anni ha sfilato a Roma, Dallas, Las Vegas, Los Angeles, Milano e stasera la vedrete qui su questa meravigliosa location di Villa Italia. Signore e signori, lei è Elena Melani.
parte di Elena Milani. Adesso abbiamo la sorpresa finale con gli abiti da sposa. Claudia, vieni qua con me, cosa fai? Vieni qui. Adesso Claudia vi presenterà, appunto, darà la descrizione per quanto riguarda sempre Elena Milani, la stilista numero 3 di questa sera, ovviamente, e poi uscirà anche la stilista. Ora continuiamo con un altro momento moda, sempre con la stilista Elena Milani, che prima abbiamo visto in abiti eleganti ed ora vediamo con gli abiti da sposa. La collezione nasce dalla volontà di soddisfare una sposa che non si accontenta degli abiti in serie, ma vuole essere unica nel suo giorno più importante. Stasera vengono presentati alcuni modelli esclusivi prodotti artigianalmente e dipinti a mano. Tutte le proposte sono interamente personalizzabili dal modello ai tessuti. Il vestito viene creato assieme alla futura sposa, guidata dall'esperienza e dalla professionalità della stilista. Una volta tornata alla routine quotidiana, le sensazioni vissute quel giorno torneranno alla memoria grazie ad un profumo, un colore, un dettaglio, perché il ricordo di quel giorno potrà svanire col tempo, ma l'emozione vissuta rimarrà per sempre. Signore e signori, Elena Milani. Un applauso.
Elena Milani con la sua seconda uscita, abiti della sposa. Un applauso a queste modelle che ci hanno tenuto compagnia questa sera. Prima con Piera Gabrieli, fashion designer con lo stile vittoriano, che ancora ringraziamo. Dopodiché Emanuela Soldati dalla Svizzera con il suo bello ma provocante, elegante e provocante, e poi Elena Milani con l'elegante e abiti da sposa. Adesso Claudia deve fare 4, 5, 8 domande a Elena Milani. Vediamo per concludere la serata, prego. Intanto volevo ringraziare Elena perché questo meraviglioso abito che indosso è una sua creazione, quindi grazie mille. So Elena che non ti piacciono molto le interviste, quindi sarò breve e concisa. La prima domanda è: dove possiamo trovare le tue collezioni, i tuoi abiti e dov'è il tuo atelier? Collezioni abiti potete trovarli a Camponovo Maggiore, dove è il mio atelier, oppure online su Amazon, Stati Uniti. Ok, perfetto. Seconda domanda, come avevo fatto a Emanuela Soldati, progetti per il futuro? Espandere l'attività in Russia, in tutta Europa, che comincerà l'anno prossimo, e anche negli Stati Uniti rafforzare la mia presenza. Perfetto, grazie infinite, bellissima collezione, un grande applauso a Elena Milani. Bene, allora adesso concediamo anche un po' di foto per le ragazze, concediamo anche le nostre modelle come Elena Milani. Vuoi fare il giro? Ecco, è timida Elena, è un'artista timida. Bene, un ultimo applauso allora, grazie ragazze, grazie a tutti quanti voi per la serata. E cosa c'è? Ah sì, dobbiamo ringraziare Marta Tofano per il trucco e Mauri Parrucchieri e il suo staff per le acconciature. Ringraziamo Fabio Gottardo, il nostro fotografo ufficiale, e videomaker Mario Bonesi. Fashion Lady Eventi si congeda qui questa sera a Villa Italia Sporting Club di Padova. Grazie ancora, vuoi salutare? Grazie infinite a tutti e soprattutto grazie a Villa Italia. Ok, adesso mi portando le teste. Chi deve fotografare? Ferma così. Allora, lo vedo un arrivo. Ferme. Ok, fermeremo ancora. Passo qua per qua. Sì, è vero che non vuole. Notte, sera.